dedica del festival a Carlo Valle non vale solo per quest'anno, ma da quest'anno in poi. In particolare perché la serata del 22? Perché Carlo sarebbe dovuto essere al mio fianco sul palco per questo spettacolo dedicato ad Alda Merini, all'interno del quale avevamo scelto di inserire 2 suoi testi inediti. Vivere insieme in una notte che non si perde senza il ghiaccio dei tormenti notturni, ma non nella mano. Sicuri che l'alba sia ancora lontana. E sentire lo scroscio dell'acqua che cela nel lavandino. Le 1000 arcane parole di un vivere quotidiano. Domani il cuore si aprirà alla vita ed entreranno miriadi di giorni. Lei aveva la nomea di donna dalle mani bucate. Si raccontava che lei vivesse con poco. E realmente era così. Però aveva davvero le mani bucate. Si racconta di una vicenda che la vide protagonista una sera al Maurizio Costanzo Show. E per quell'apparizione le diedero 3 milioni. 3 milioni. Lei incassò quei 3 milioni, tornò ai Navigli, andò da tutti i ristoratori del quartiere e distribuì 500.000 lire per uno e disse: domani il pranzo di tutti quelli che verranno è offerto da Alda Merini. Aveva le mani bucate.